Le istituzioni, in ogni loro forma, sono chiamate a testimoniare ed incarnare l'idea di comunità in cammino, in apertura, in valorizzazione di peculiarità all'insegna del rispetto reciproco e della qualità delle proposte. In nome della città di Andria, che mi onoro di rappresentare, sono grata alla città di Adria per l'accoglienza, per l'amicizia e per il desiderio di costruire insieme ponti di bellezza e positività. Grazie. Certo che leggo, se non leggo come cavolo faccio a far capire che so, ma non sai che so a memoria. Certo, sono due sindaci, il sindaco di Adria e la sindaca di Andria, va bene così? Allora, la sindaca di Andria è Giovanna Bruno, Andersen sì, ce l'ho ma così lei mi ha capito, ho parlato la lingua nostra, e Massimo Barbuiani che è il sindaco di Adria, che non ho il piacere di conoscere, ma so che sei un bravo ragazzo, e gli adriesi, che sono gli abitanti di Adria, ti vogliono bene, come gli andriesi vogliono bene alla Bruno, Giovanna Bruno. Che cos'è successo? Nel lontano correva l'anno 1953, e come correva, porca puttana miseria, correva sì, e allora io avevo 17 anni, caruccio, capelli ondulati, ero magro così, per farmi un pigiama bastavano 2 o 3 righe, adesso ci vogliono 500-800 righe per fare il pigiama a me, ma a parte questo, a Milano ci volevano bene, non tanto allora, diciamocelo. E allora c'era scritto: non si affittano camere ai meridionali, perché molti meridionali avevano combinato dei casini, dei ragazzi della nostra età di allora, ed è giusto, forse, giusto, non lo so. Comunque loro avevano scritto così, ma io li ho fregati lo stesso, perché essendo nato ad Andria e c'era scritto lì 11/7/36, che è la mia data anagrafe, il 9 invece la nata quando sono nato veramente, ma questo non c'entra un cavolo del nostro discorso. Voglio salutare il gemellaggio fra gli andriesi e gli adriesi, che stanno mangiando a quest'ora la burrata, insomma un gemellaggio che hanno fatto di questi due bei paesoni, perché Andria, non ci dimentichiamo, che 108.000 abitanti, e Adria è un po' più piccolo. E quando io andavo lì ho cancellato la N di Andria con la scolorina, così si leggeva Adria, e io risultavo sui documenti che ero nato ad Adria. Per cui gli altri facevano: non c'è sta una camera per me, non c'è camere, via, via, perché sentivano l'accento meridionale. Io invece: se mica una camera per me, con questa delicatezza. E quindi dicevo: guarda che bel ragazzo, questo è Veneto sicuramente. Sono passato per Veneto, non è che con questo io non è che lo so parlare benissimo il Veneto, che volevo farvi sorridere un attimo con una cosa. Poi me ne vado, perché non posso partecipare alla vostra festa. Io mi immagino una rapina in una banca, che tu stai lì a prendere dei soldi e ti senti un mitra dietro la schiena, una pistola, una cosa, fammi tutta una rapina, tutti checchi sotto e dai i soldi, fai tutto. Ma una rapina da un veneto, fatto con la pistola, che dice: fermi tutti, sei una rapina, ti viene da fare una pernacchia. Questa è la mia opinione. Mi ha fatto ridere? Va bene, ciao.